Bentrovati amici sportivi al Garden Sport, dove le telecamere della Wii Sport vi presentano la 14ª giornata del campionato degli allievi regionali Girone C, un match di recupero che vede impegnato il Città di Messina che ospita la Freetime Club, rispettivamente la prima in classifica e la terza, i padroni di casa di Mister Cosimini che hanno avuto fin qui un cammino fantastico nelle 16 giornate precedenti, 14 vittorie e 2 solo pareggi che li hanno portati a 44 punti in classifica, a più 7 sulla Promo Sport seconda, a più 11 proprio dalla Freetime, terza in classifica. Invece a quota 31 punti, frutto delle 9 vittorie, dei 4 pareggi e delle 3 sconfitte, ripetete nelle 16 uscite precedenti. Stiamo vedendo grazie all'uso delle nostre grafiche gli 11 scelti dai due mister per scendere in campo a darsi battaglia. Città di Messina che ha la grande occasione per portarsi a più 10 dal secondo posto. Nel frattempo il direttore di gara ha dato il via al match e allora siamo partiti con la Freetime che ha battuto questo primo pallone di gioco, ma è Città di Messina il primo a rendersi pericoloso, poi con Curro che serve Arena che splendidamente la dà ad Amico che poi la restituisce al numero 9, subito il brasiliano che prova a calciare verso la porta, subito una bella azione del Città di Messina che però non va a buon fine e allora dall'altro lato la Freetime prova a rispondere, qui il pallone all'indirizzo di Restifo che riesce a controllarla in area di rigore, riesce a liberarsi dalla marcatura di due difensori, calciare col destro e allora dopo pochi minuti è la Freetime a passare in vantaggio grazie alla realizzazione del numero 10 Restifo che splendidamente è riuscito a difendere il pallone sulla marcatura di due avversari, girarsi e battere Merlino per il gol che porta in vantaggio gli ospiti. Subito match in salita per il Città di Messina che si trova in svantaggio, prova a rispondere dall'altro lato ma riconquista il pallone ancora la Freetime che poi va in contropiede, ancora affidandosi a un lancio lungo per Restifo che riesce ad arrivare su questo pallone, superare il diretto avversario, superarne un altro, presentarsi a due passi davanti a Merlino, calciare col sinistro e sprecare un'occasione clamorosa per portarsi sul 2-0. Mister Cosimini vede che c'è qualcosa che non va e dopo 15 minuti fa il primo cambio, entrerà Mattia Presti in campo, uscirà Mannino, il Città di Messina prova allora subito a rispondersi, a riprendersi dallo scossone e qui conquista un calcio di punizione molto interessante che sarà affidato al destro di Giovanni Giordano che prende la rincorsa, calcia col destro, pallone che sfiora il palo e che finisce al lato di un nulla, grande occasione per il pari del Città di Messina che adesso sta cominciando a macinare il gioco, qui ancora il numero 4 che lancia splendidamente per Arena che in posizione regolare riesce però Di Pane ad anticipare il brasiliano del Città di Messina e a negare quindi il gol del pari al numero 9. È una bellissima partita già in questa prima frazione di gioco, adesso è la Freetime che prova a rispondere dall'altro lato, il pallone affidato a Carcione dall'auto di sinistra, prova a calciare verso la porta, spreca tutto però il numero 9 degli ospiti che manda al lato, ma sono ancora loro qui in avanti da situazione di corner, il pallone affidato a Restifo che la mette in mezzo, pallone che viaggia per tutta l'area di rigore, alla fine arriva a Carcione, tu per tu con Merlino, calcia potentissimo e c'è un grande intervento da parte del numero 1 dei padroni di casa che nega il gol del 2-0, ma attenzione perché adesso la Freetime sta continuando a spingere, vuole chiudere la partita già in questa prima frazione di gioco, il pallone di Restifo ancora per Carcione che clamorosamente spedisce sul palo, Legno che continua a tremare, grande occasione per la Freetime sul finale di primo tempo, arriverà infatti poco dopo il duplice fischio da parte del direttore di gara che metterà fine a uno spettacolare primo tempo, il risultato dice 1-0 Freetime, il Città di Messina che si trova in svantaggio dovrà provare a recuperare in questa seconda frazione di gioco che nel frattempo è iniziata, la prima occasione proprio per i padroni di casa che conquistano un altro calcio di punizione da zona ancora più interessante, sempre Giordano che questa volta va verso l'angolo alto, pallone che anche in questo caso esce fuori di pochissimo, alto, e ancora Città di Messina, qui dall'alto di destra è Maisano che prova a puntare un avversario, sfidarlo in velocità, riesce a superarlo Maisano che mette il pallone in mezzo, che arriva ad Amico che calcia col sinistro, a tu per tu con Di Pane, il sinistro del numero 11 però è centrale, grande occasione sprecata dei padroni di casa per trovare il pari. Qui nel frattempo attenzione perché resta a terra Antonuccio e quindi sarà Lopresti a prendere il suo posto, altro cambio per Mister Cosimini, nel frattempo qui Arena fa tutto quello che vuole sull'auto di sinistra, supera avversari come se fossero birilli, appoggia per D'Amico che calcia, che parata di Di Pane che praticamente neutralizza il gol dell'1-1, super intervento dell'estremo difensore, altro cambio per Mister Cosimini, entrerà Gangemi per prendere il posto di Currò, ancora Città di Messina, attenzione qui perché viene atterrato Giordano da parte di Parafioriti, l'arbitro dimostra il secondo giallo e allora sarà cartellino rosso per il numero 8 della Freetime che dovrà giocare quindi questi 20 minuti finali in inferiorità numerica, 10 contro 11, il Città di Messina prova subito ad approfittarne, qui Arena riesce ad arrivare su questo pallone scodellato dentro ma non riesce ad alzarlo a sufficienza per battere Lopane, ancora padroni di casa però adesso sarà un assalto da parte loro, qui è Gangemi che in area di rigore mette il pallone in mezzo per Spoto che prova
a trovare l'Eurogol in sforbiciata, palla che però finisce alta. Mister Cosimini segue attento l'incontro, vuole almeno il pareggio da parte dei suoi, c'è l'occasione ancora per D'Amico che colpisce di testa, il pallone finisce alto di un nulla. Una mole di occasioni incredibili da parte del Città di Messina. Mister Cosimini allora effettua l'ultimo cambio, entrerà Andò per far spazio, entrerà Andò al posto di Spoto, ancora Città di Messina, ancora D'Amico, ormai anche una sfida personale, qui il sinistro del numero 11 sfiora l'incrocio dei pali e finisce fuori. Attenzione perché su un attacco del Città di Messina il contropiede della Free Time affidato a Campisi che allarga tutto, dove c'è ancora Restifo che si presenta a tu per tu con Merlino che però è attento e dice di no, poi posizione di fuorigioco da parte del calciatore della Free Time, ancora Merlino a salvare il risultato. E allora a 2 minuti dalla fine, siamo già nei minuti di recupero, quando il brasiliano fa tutto quello che vuole, mette dentro per D'Amico che finalmente questa volta non sbaglia, sigla il gol dell'1-1, pareggio che arriva per il Città di Messina quando siamo al 42esimo. Sul cronometro del direttore di gara sono riusciti i padroni di casa a trovare la via del gol proprio con Daniele D'Amico che dopo tutti i tentativi falliti è riuscito a mettere la firma sul gol dell'1-1. Grande azione però anche di Anthony Arena sull'out di sinistra che ha messo questo pallone dentro che non si poteva sbagliare, e 1-1 a pochi minuti dalla fine. Avranno anche l'occasione per vincerla quelli del Città di Messina, qui con Giordano che scodella dentro questo pallone, in uscita però Di Pane fa sua la sfera. E allora dopo questo incredibile finale di gara il direttore di gara dà un'occhiata al cronometro e dice che può bastare così, con il triplice fischio mette fine a una splendida partita, finisce per 1-1. Sono riusciti a trasformare la prima sconfitta stagionale nel terzo pareggio quelli di Mister Cosimini. E allora dalle nostre telecamere per questa volta è tutto, alla prossima!